promuovere le imprese, promuovere la cultura intesa sia materiale che immateriale, promuovere il territorio camerale attraverso lo sviluppo di un sistema, del sistema turistico core, sperimentando un modello cooperativo per lo sviluppo del territorio in chiave turistica. Del progetto è quello di gettare le basi per un'offerta turistica innovativa. A questo punto, per raggiungere tale obiettivo, diventa opportuno realizzare un'azione pilota che possa coinvolgere direttamente e anche in modo attivo tutti gli attori del distretto della filiera turistica. Questo cercando di coinvolgerli nella realizzazione delle attività. Lo scenario in cui si sviluppa il nostro progetto è quello del sistema territoriale del Morese, quindi l'ambito territoriale definito dal distretto culturale del Morese, che è un territorio che è caratterizzato da forti elementi di omogeneità, è ricchissimo di cultura, tradizioni, patrimonio storico, artistico, beni materiali e immateriali che sono gli attrattori del nostro territorio. Spiego brevemente il logo del nostro progetto. Quelli che vedete colorati rappresentano i comuni del distretto culturale del Morese, il più grande, rosso e Nuoro, quelli attorno sono gli altri comuni del distretto, e quello che vedete che rappresenta un tronco è il distretto culturale, da cui dovrebbero nascere tutti i progetti che mettono a sistema questo grande patrimonio di ricchezza che è sì diffuso nel territorio ma è omogeneo. Che tipo di modello di sviluppo turistico proponiamo? In brevi parole, noi vogliamo valorizzare il capitale territoriale, inteso sia come beni materiali e immateriali che abbiamo detto prima, ma anche come capitale umano, come persone, come saperi. Vogliamo offrire, il nostro modello di sviluppo turistico vuole offrire servizi tangibili e intangibili sul territorio in un sistema possibilmente integrato e diretto. Vuole creare servizi e esperienze nuovi che hanno caratteri di unicità ed esclusività, quindi innovativi. Vuole promuovere i valori della sostenibilità, la qualità dell'offerta, la diversificazione, l'affidabilità e la responsabilità comune. Vuole partire dal basso, quindi vuole generare partecipazione e partendo dal basso vuole accogliere e rielaborare i proposte innovative, gli stimoli e le suggestioni che provengono dai diversi stakeholder. In una parola, il soggetto da sviluppare nel nostro modello di sviluppo turistico è il territorio. Il modello cooperativo quindi propone una nuova definizione di turismo, inteso come un'opportunità per i territori e per le comunità che organizzano le proprie risorse, esprimono le proprie potenzialità attraverso la creazione di nuovi modelli di attrattività e di accoglienza. Quali sono le linee guida di questo turismo nuovo che stiamo proponendo nell'approccio ma antico nei suoi valori? Anzitutto la sostenibilità, quindi tuteliamo e valorizziamo quello che abbiamo nel nostro territorio. La comunità intesa come cooperazione, capacità di fare rete e capacità di far emergere dal basso i progetti, quindi bottom up. L'esperienza intesa come tradizioni, incontri con le persone che vivono nel territorio e luoghi. La vacanza intesa come esperienza di senso, dove la cultura è diciamo la pietra angolare. La giusta correlazione tra vacanza e valore economico, quindi il giusto rapporto tra costi e benefici, ed un'accoglienza inclusiva che sia capace anche di valorizzare le differenze. Andiamo un pochettino più sullo specifico e vediamo quali sono le azioni e le attività che propone il nostro progetto. Le attività previste, come ha anticipato la collega, prevedono la realizzazione di due
giornate di lavoro di 2 workshop gestiti con metodologie partecipative che hanno lo scopo di attivare un primo confronto e impostare una prima progettazione sul tema della promozione turistica locale, diciamo di gettare le basi per la realizzazione di un'offerta innovativa e coordinata. Perché abbiamo scelto il distretto culturale del Nuorese come luogo di sperimentazione? Anzitutto perché operare in un ambito territoriale ben definito e se vogliamo ristretto, nel quale sono già attive e si stanno attivando iniziative simili, aumenta la cantierabilità di un progetto come questo. Si evita poi di lavorare in tavoli composti da un numero eccessivamente, da troppi stakeholder, da troppi operatori della filiera turistica che sono distanti tra loro anche da un punto di vista geografico, e poi evitare una complessa gestione dell'intervento e facilitare la generazione di output ed evitare una progettazione ad un livello troppo generale. Quindi il distretto culturale nuorese, diciamo che è il contenitore più adatto per sperimentare un progetto come questo. I protagonisti chi sono? In primo posto, non per caso, sono le imprese del settore turistico e ricettivo che operano nel sistema territoriale nel Nuorese. Quindi le imprese che operano nel turismo, nella cultura, nella ricettività in senso lato, quindi anche nei trasporti e nella ristorazione. Stakeholder importanti sono le associazioni ed enti che sostengono e che compongono il distretto culturale del Nuorese, e figure fondamentali che noi abbiamo previsto di far partecipare ai tavoli di lavoro sono anzitutto un consulente esperto in tema di turismo innovativo e di sviluppo locale che sappia orientare i lavori e farli arrivare possibilmente a degli output concreti, e poi un'agenzia specializzata nel turismo di incoming in Sardegna e nel destination management, una DMC, quindi una destination management company. Questa agenzia che rappresenta i più importanti tour operator italiani ed esteri e che fa una sorta di incontro tra chi genera l'offerta di turismo e la domanda. Perché la metodologia partecipativa? Perché i workshop partecipativi? Anzitutto i workshop saranno curati dallo staff di facilitazione di una società specializzata in consulenza integrata, quindi in metodologie partecipative. Questa metodologia permette che tutti gli attori che partecipano ai workshop, quindi ai tavoli di lavoro, quelli sopra descritti, imprese, associazioni, consulenti e destination management company, siano coinvolte attivamente nelle azioni del progetto. Quindi questo permette che siano più responsabilizzate, aumenta la loro capacità di comprensione reciproca e di decisione e soprattutto la capacità di valutare le diverse opzioni strategiche. Quali sono le date del progetto? Oggi le stiamo presentando pubblicamente. I giovedì 10 e venerdì 11 c'è una 2 giorni consecutiva di lavori, 2 workshop. Il primo, diciamo, teso a migliorare la conoscenza reciproca del territorio e a migliorare la conoscenza del territorio del distretto culturale del Nuorese, quindi migliorare il networking interno tra gli attori. Il secondo, dove vedrà gli attori stessi lavorare al fine di proporre agli esperti, a chi poi dovrà vendere, un prodotto turistico innovativo dentro la cornice del distretto culturale. I workshop sono gratuiti, si terranno a Nuoro e si rivolgono a una trentina di partecipanti. Dopo i workshop ci piacerebbe faremo sicuramente, anzi un evento finale di restituzione dei risultati in cui vorremmo rinvitare, rivedere tutti quelli che parteciperanno alle giornate di lavoro e che sostengono il distretto culturale. Lo vorremmo fare bevendo insieme un aperitivo, ci siamo inventati quindi di fare un aperitivo di restituzione dei risultati. In pillole, ricapitolando, che cos'è Nuovi Modelli di Attrattività e di Accoglienza? È un primo ciclo di workshop di progettazione partecipata con l'obiettivo di promuovere imprese, cultura e territorio del sistema territoriale nuorese, migliorare la conoscenza reciproca, il networking interno tra le imprese, facilitare la progettazione di offerta turistica nuova, migliorare la capacità di promozione verso l'esterno
del distretto culturale e creare soprattutto quello che piacerebbe a noi, che ospitiamo, un modello che poi replicheremo in altri distretti culturali, in altri sistemi territoriali locali. Quindi quali sono i futuri sviluppi di questo progetto? Anzitutto nell'immediato che possa avere degli effetti positivi, quindi un impatto sul territorio che contribuisca a raggiungere gli obiettivi stessi del distretto culturale del Morese, che contribuisca alla creazione di un'offerta turistica nuova, che dia possibilità agli operatori locali di inserirsi nei principali mercati di sbocco per il prodotto turistico sardo, con il ruolo attivo della Destination Management Company che lavora nei principali mercati di sbocco del turismo sardo, quindi Germania, Svizzera e Francia, che contribuisca a migliorare il networking interno ed esterno degli attori coinvolti, che inneschi un processo di crescita anche nei settori che sono collaterali, che non sono propriamente il turismo, quindi l'artigianato tipico, la gastronomia, anche il commercio, che contribuisca ad allungare la stagione turistica e che si possa replicare in altri sistemi territoriali definiti in futuro. Del progetto abbiamo creato una pagina web ospitata nel nostro sito, la trovate all'indirizzo confcooperative.nuoroliastra.it/turismo. Potete seguirci anche sui social, Facebook e Twitter, dove aggiorniamo costantemente sulle attività che faremo del progetto, e poi nella nostra pagina potrete scaricare quelli che sono i materiali che elaboreremo sia durante tutto l'arco del progetto, che saranno a disposizione di tutti i partner del distretto culturale e di quanti vogliano prenderne visione.